Cosa aspetti? Va ora in onda la rassegna stampa. Pier Vittorio, a te la linea. Ciao Andrea, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. E allora Andrea ti chiedo la conferma, tutto ok, vero? Mi sentite bene? Sì, tutto bene. Perfetto, e allora davvero magiche queste onde, non ci stanchiamo mai di ricordarlo perché proprio nel centenario della radio la nostra emittente ha vinto questo microfono d'oro grazie appunto al programma Chilometro Zoom degli insuperabili Antonino Danna e Lorenzo Viviani che salutiamo. Oggi dunque rassegna stampa e poi il consueto appuntamento con il diritto e rovescio del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi, che oggi affronta invece il tema della risoluzione votata al Parlamento europeo sull'invio all'Ucraina di armi atte a colpire la Russia, la Federazione Russa, proprio nel suo stesso territorio. E poi ci collegheremo con Matteo De Sio per il punto della giornata e naturalmente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, quindi intervenite come sempre chiamando allo 029294 3 volte 2 finale 222 oppure scrivendo i vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Oppure potete mandarli i vostri messaggi anche con le vocali al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi rinnovo sempre l'invito a non superare i 60 secondi, massimo 90 nelle vostre chiamate, in modo poi da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di poter intervenire. Se un intervento dovesse superare i 90 secondi dovremo purtroppo sfumarlo. E completo questa parte ripetitiva, noiosa dei soliti annunci, di questi remind, ma sapete per chi si collega per la prima volta dobbiamo comunque dirli, quindi potete seguirci sempre dal televisore, canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dalle pagine Facebook, dicevamo, di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, sempre aggiornato, sempre con approfondimenti, quindi www.radiolibertà.net e poi dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e naturalmente anche da YouTube e Twitch. E infine vi rinnovo anche l'invito sempre ad abbonarvi, a sostenerci, quindi basta che andiate rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora iniziamo questa nostra cavalcata direttamente da Libero, no? Tra le varie testate d'aria. Qui vedete subito, riprendendo il capitolo del processo Open Arms, un'altra follia, perché i migranti addirittura che chiedono 1.000.000 a Salvini. Quindi non bastava la richiesta di 6 anni di carcere, naufraghi e ONG ora pretendono pure un risarcimento record dal vice premier Matteo Salvini. E infatti poi vedete l'articolo a pagina 2 di Fabio Rubini che dopo leggiamo integralmente per capire anche quest'altra follia, no, nel processo già di per sé assurdo che avevamo commentato in una precedente rassegna stampa a cui eravamo stati assieme, quindi lo scorso sabato, e poi l'editoriale di oggi di Mario Secchi in cui comunque loda l'affidabilità, la stabilità di questo governo, governo Meloni, sul giro di boa, i primi 2 anni di governo appunto in 2 parole e anche questo lo leggiamo. E poi la notizia diciamo in primo piano di questo maxi sequestro, pensate di quasi 75 milioni agli Elkann, eredità Agnelli, ipotesi di frode fiscale e truffa allo Stato e qui se ne occupa Salvatore Dama a pagina 9. La riflessione poi di Daniele Capezzone su tutti gli errori commessi dalla sinistra per questa alluvione in Romagna e poi leggeremo anche tutte le cifre, gli importi dei fondi che sono stati assegnati dallo Stato centrale all'Emilia Romagna, sempre governata dalla sinistra, adesso sapete deve anche tornare alle urne per queste elezioni regionali e insomma emergono tutte queste responsabilità di fondi non spesi per opere che potevano essere realizzate proprio per la cura dei fiumi, ma che probabilmente proprio per inseguire, no, l'eco-talibanismo di certe sinistre organiche alla coalizione del centrosinistra, questi lavori non sono stati evidentemente svolti. Quindi dicevo poi la riflessione, qui vedete nella parte destra della prima pagina di Libero, dopo gli attacchi perché la CEI invece adesso vuole stabilire una pace con l'esecutivo, l'articolo di Fausto Carioti, ogni rosario ha i suoi misteri, ma quelli del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, sono meno imperscrutabili di altri. Ieri
il capo dei vescovi è intervenuto ad un convegno sull'istruzione organizzato dai superiori degli ordini e delle congregazioni. E poi leggeremo, insomma, questa apparente svolta, no, questa volontà di dialogo con l'esecutivo. E poi all'interno le ragioni di un fallimento, Corrado Cone, Calenda che cerca un centro che non esiste, a pagina 12, e poi i partigiani, è uno stato terrorista, pensate, Lampi che addirittura, no, vuole opporre resistenza a Israele, di questo se ne occupa Pietro Senaldi a pagina 13, e poi dobbiamo leggere l'articolo del nostro direttore Giovanni Sallusti, anche Kamala Harris che si scopre pistolera per questa sua frase, proprio ospite del talk show di Oprah Winfrey, vedete ho un'arma, se entra un intruso gli sparo. E insomma tutta una riflessione, dopo andiamo a leggerla perché lei che era ospite, no, di quest'altro salotto radical chic, qui vedete sfedato proprio nel salotto televisivo di Oprah Winfrey, ormai la vera padrona del Partito Democratico, quindi si è lasciata scappare questa frase. Ma io direi di andare subito però a pagina 2, poi leggiamo un editoriale di appunto Mario Secchi, che abbiamo visto dalla prima pagina, perché proprio qui è appunto l'articolo di Fabio Rubini a pagina 2 di Libero di oggi sul processo Open Arms e questa richiesta appunto assurda di risarcimento da parte delle ONG e degli stessi immigrati clandestini. Oltre a pretendere 6 anni di carcere, al processo Open Arms gli immigrati clandestini chiedono a Salvini danni per 1 milione di euro, le parti civili che invocano un maxi risarcimento, il vice ministro che ironizza: assurdo, non siamo mica ad affari tuoi ad aprire pacchi. Banchetti leghisti in difesa del leader e la Bongiorno, sapete appunto l'avvocato Giulia Bongiorno che è la legale dell'imputato Matteo Salvini a questo processo Open Arms, nessun sequestro di persona. E qui vedete anche questa immagine, molti di voi magari hanno già visto in questi giorni, il raffronto, no, che mostra anche un certo mondo al contrario, per usare l'espressione generale Vannacci, un mondo al contrario nella giustizia, in questo caso europea. Perché vedete, processo Open Arms, 6 anni di carcere per Matteo Salvini, l'unica colpa la difesa dell'Italia. Ilaria Salis che esce dal carcere perché è eletta in Parlamento europeo. E qui l'hashtag inevitabilmente io sto con Salvini. Allora, leggiamolo tutto questo articolo di Fabio Rubini. Il processo di Palermo contro Matteo Salvini non finisce di stupire. Dopo la richiesta dei PM di 6 mesi di reclusione, qui c'è un refuso, 6 anni di reclusione per sequestro di persona, le ONG e gli avvocati di alcuni clandestini che il vice premier non fece sbarcare hanno chiesto un risarcimento record da oltre 1 milione di euro. Manca solo, qui giustamente l'ironia, manca solo la richiesta di cittadinanza immediata e del reddito inclusione per tutti e il quadretto a questo punto sarebbe completo. Una situazione veramente surreale, soprattutto se si considera che oltre alle ONG e ai migranti a costituirsi parte civile, pensate, ci sono organizzazioni come Lega Ambiente, l'Arci e addirittura il comune di Barcellona in Spagna. Una sarabanda che Salvini commenta con una battuta: mi chiedono 1 milione, non siamo mica ad affari tuoi ad aprire pacchi. La cronaca. Dopo l'arringa dei PM di qualche giorno fa, ieri a Palermo è stata la volta degli avvocati delle parti civili. La tesi è sempre la stessa. Per fortuna che Open Arms ha salvato 147 persone, c'era una situazione drammatica a bordo e invece il ministro Matteo Salvini era impegnato solo a tenere un pugno duro contro quei disgraziati, ha argomentato nella sua arringa l'avvocato Michele Calantrofo in rappresentanza dell'Arci, pugno duro che era esclusivamente lo strumento elettorale per potersi differenziare, perché in quella fase c'era uno scontro politico all'interno del governo, come hanno dichiarato alcuni ex ministri sentiti in quest'aula. E come sapete tutto ciò è falso perché sono stati ripescati anche i video di quelle interviste televisive che concedeva per esempio Toninelli, il quale voleva pure intestarsi i risultati di questo contrasto, no, all'immigrazione clandestina e diceva: "Ah sì, ma io come ministro dei trasporti, delle infrastrutture sono competente in una parte, no, di questa attività legata al contrasto dell'immigrazione clandestina, in questa serie di operazioni che negavano lo sbarco appunto alle navi che trasportavano i migranti, anche alle navi ONG". Quindi veramente delle piroette, ma poi sappiamo benissimo che erano atti che venivano anche discussi con
collegialmente, no, all'interno del Consiglio dei Ministri, con Conte che tranquillamente rivendicava questi risultati. Salvo però poi sappiamo il doppio gioco, perché quando parlottava con la Merkel, con un altro capo di governo di un altro stato, e poi alla fine diceva: "Ah no, ma Salvini non vuole cedere, vi ricordate quell'audio rubato? Non vuole cedere su questa politica dell'immigrazione e dei porti chiusi". E quindi parole, quelle addirittura, no, ripetute nella ringa dall'avvocato Michele Calantropo in rappresentanza dell'Arci, parole alle quali ha replicato, uscendo proprio dal tribunale, l'avvocato invece difensore di Matteo Salvini, cioè Giulia Bongiorno, la quale appunto ha detto: "Un'analisi completa e corretta degli atti evidenzia che non solo non è mai avvenuto un sequestro di persona, ma ci sono state anche attenzione e scrupolo nell'assistenza ai migranti. Non vorrei che passasse il principio", spiega ancora la Bongiorno, "che in questo processo dobbiamo stabilire se sia giusto o sbagliato sequestrare i migranti. Noi diciamo che non c'è stato sequestro. Il processo parla di una nave che ha tenuto a bordo per tantissimo tempo, quando non era competenza dell'Italia prendersene carico, e poi alla fine, negli ultimi giorni in cui c'è stata una competenza italiana, è avvenuto un salto di qualità nell'assistenza dei naufraghi. A tenere banco però è soprattutto l'aspetto politico della vicenda. Rientrato dal viaggio lampo in Ungheria, Salvini è stato ospite di Bruno Vespa a 5 minuti, no, ieri sera su Rai 1, dove ha affrontato appunto questi temi così importanti. Parlando dei magistrati ha spiegato che: "Io rispetto il lavoro di tutti. Sono convinto che la stragrande maggioranza dei giudici e dei magistrati italiani siano indipendenti, liberi e non condizionati da idee di sinistra. Semplicemente però vorrei continuare a svolgere il mio mestiere". E appunto era anche il mestiere, il dovere di salvare i confini, di proteggerli. "Vengo da Budapest, dove oggi ho difeso il lavoro italiano, il settore dell'auto, della mobilità e dell'autotrasporto italiano. Se in queste ore, in questi giorni, dopo la richiesta, sono arrivati migliaia e migliaia di attestati di solidarietà sui social e nelle strade, tutto ciò significa che in tanti vogliono dire che difendere i confini non è un reato, non è un'accusa a qualcuno, ma una legittima difesa. Tutto qua". Sul futuro poi Salvini ha assicurato che: "Non mi dimetto, figurarsi, non vedo perché dovrei farlo, così come non vedo perché dovrei patteggiare. Ritengo di avere 1000 difetti, ma chiesi il voto agli italiani per difendere i confini. Le navi francesi in Francia, le navi tedesche in Germania. Abbiamo risolto il problema dell'immigrazione clandestina, salvato vite, risparmiato agli italiani migliaia e migliaia di reati". Certo, perché poi sappiamo sbarcano questi clandestini e poi iniziano, no, le condotte delittuose sul suolo italiano. "Non pretendo una medaglia, ma di finire in galera come non ci finiscono nemmeno rapinatori e pedofili, questo anche no". Infine, rispondendo a una domanda di Vespa, ha ribadito che sì, sono convinto che tenere per parecchi giorni fermi sulla nave 147 persone fosse giusto. La mia coscienza di padre di famiglia mi ha imposto di salvare vite in mare e su terra, ma nessuna legge può imporre di spalancare i confini del mio paese a migranti clandestini che arrivano su navi straniere. Eh sì, perché poi appunto trattavasi anche di navi che battevano altre bandiere, non quella italiana certo. A contorno di tutto questo c'è la grande mobilitazione della Lega, a partire dalla raccolta firme "Io sto con Salvini", che ha raggiunto le 5.700 adesioni sul sito e che per i prossimi 2 fine settimana vedrà schierati banchetti ovunque. Oggi per esempio, ecco questo segnatevelo, alle 10 Salvini sarà a Milano, proprio in via Osoppo, e domani pomeriggio alle 16 a Firenze. Una campagna lanciata dallo stesso Salvini con un post molto provocatorio con 2 foto affiancate, quello che stavamo prima commentando, una del leader della Lega e l'altra invece di Ilaria Salis. Scrive Salvini: "Da una parte appunto una signora che occupava le case in Italia e che è stata detenuta in Ungheria per oltre 15 mesi con l'accusa di violenza e lesioni aggravate. Dall'altra un ministro dell'interno che ha svolto il proprio dovere onorando il mandato elettorale ricevuto dagli italiani nel rispetto della legge, e cioè bloccare gli sbarchi, combattere gli scafisti e abbattere il numero di morti in mare". Sapete come è finita? La prima è stata premiata con l'elezione al Parlamento europeo, e invece il secondo rischia di essere condannato a 6 anni di carcere. Grazie del vostro sostegno, ma non si molla.
Il clou della mobilitazione sarà a Pontida, il 6 ottobre, dove è prevista anche la presenza di una delegazione del partito di Orban Fidesz. Ancora in fase di definizione la manifestazione palermitana del 18 ottobre, quando toccherà alla difesa presentare la sua riga. A tal proposito in questi giorni sono arrivate minacce ai giudici impegnati nel processo, subito però queste minacce condannate dalla Lega. Ieri i magistrati palermitani hanno fatto sapere che al termine dell'intervento della Bongiorno, il 18, non ci sarà la Camera di Consiglio e la sentenza. I giudici si sono riservati almeno un'ulteriore udienza per le eventuali repliche delle parti. Infine, sempre ieri è scoppiata la polemica tra il Carroccio e Magistratura Democratica, che ha duramente contestato il nuovo decreto sicurezza. Forse il sogno di certa magistratura è quello di scriversi le norme e poi applicarle, spiega Igor Iezzi, mentre il collega Luca Toccalini rincara la dose. Certe prese di posizione di magistratura democratica non fanno altro che alzare inutilmente i toni in un momento delicato del nostro paese. E beh sì, anche qui ragionevoli queste affermazioni, e d'accordo anche con quello detto Igor Iezzi, perché effettivamente certa magistratura nel suo potere di applicare e interpretare le norme quasi si vuole sostituire, no, al legislatore. L'incontro di un'ora a Budapest, quello che dicevamo a proposito di questo incontro con Orban, il quale ha dichiarato Matteo eroe, è il patriota più ricercato d'Europa. Infatti scherzando, no, l'ha detto in inglese Europe's Most Wanted Patriot. Più di un'ora di colloquio tra Matteo Salvini e Viktor Orbán a Budapest, a margine della riunione informale dei ministri dei trasporti, il vice premier e segretario della Lega e il primo ministro ungherese hanno condiviso l'urgenza, fa sapere una nota della Lega, di fermare il conflitto in Ucraina, così come auspicato autorevolmente anche dal Santo Padre. Il faccia a faccia è stata anche l'occasione per alcune riflessioni a tutto campo, a partire dagli equilibri nell'Unione Europea fino ad argomenti concreti di collaborazione tra i due paesi, proprio come lo sviluppo del porto di Trieste, porto a cui Budapest guarda con particolare interesse in quanto costituisce uno sbocco strategico sul Mediterraneo proprio per l'Ungheria. Orban ha chiesto poi al leader leghista informazioni a proposito del processo di Palermo e a tal proposito, come dicevamo, il premier ungherese ha definito l'amico Matteo Europe's most wanted patriot, cioè il patriota appunto più ricercato d'Europa. Abbiamo avuto un ottimo incontro, grazie per la tua visita Matteo, sei il nostro eroe e sei sempre il benvenuto in Ungheria. Orban ha poi assicurato la presenza di una delegazione del suo partito, quindi sia a Pontida il 6 ottobre, sia a Palermo nella manifestazione in programma per il 18, quando la difesa di Salvini terrà la sua arringa davanti ai magistrati. E alle parole di Orban sono seguite quelle del vice premier italiano: con Victor siamo in assoluta sintonia sui temi del lavoro, della sicurezza, del contrasto al traffico di esseri umani e della richiesta della pace. Dopo Orban, Salvini ha incontrato il ministro ungherese János Lázár e il ministro tedesco Volker Wissing a margine del Consiglio Trasporti. Nel corso del colloquio con Lazar, amichevole e costruttivo, Salvini ha assicurato la disponibilità delle imprese italiane per sostenere i progetti ferroviari messi in campo dal governo di Budapest per il consolidamento del ruolo dell'Ungheria quale piattaforma logistica nel cuore dell'Europa centro-orientale, spiega il Ministero. Con Wissing invece Salvini ha esaminato la situazione dell'automotive in modo molto concreto. I due ministri hanno condiviso la forte preoccupazione per il futuro dell'auto europea ed auspicato che la revisione della normativa in materia possa avvenire entro il 2025 per fare uscire il settore dal vicolo cieco del tutto elettrico in cui si è infilato, conclude appunto il MIT, Ministero quindi dei Trasporti. E invece vedete a pagina 3, qui sempre di Libero, anche l'articolo sulla raccolta firme per questo referendum che vorrebbe far regalare la cittadinanza agli stranieri. L'ultima dell'opposizione, questo è l'articolo di Francesco Storace, la foto qui di Laura Boldrini, 63 anni, deputata appunto con il PD, è quella che, ha sempre parlato, no, di risorse e verrebbe da dire a sproposito, visto poi tanti clandestini che appunto delinquono nel nostro, territorio. Vedete, oggi ci vogliono 10 anni per ottenere quella italiana di cittadinanza, la sinistra vuole ridurli ad appena 5 senza spiegare le conseguenze. Grazie alla raccolta online il traguardo delle 500.000 sottoscrizioni è possibile.
E quindi a sinistra hanno deciso di svillaneggiare l'istituto referendario, e qui esordisce appunto Francesco Storace: se la democrazia diretta è esercitata dal divano di casa per il tramite della tastiera del computer o con lo smartphone, a votare non ci andrà più nessuno. Ma la demagogia la fa da padrona e si annunciano referendum su tutto, senza un briciolo di passione, di confronto sulle tesi e di dibattito nel paese. E così il radicalismo imperante punta a raggiungere entro fine mese, cioè 10 giorni, 500.000 firme online per il referendum sulla cittadinanza. Se oggi ci vogliono 10 anni per ottenere quella italiana, il referendum promosso da parte della sinistra, appunto, ne propone soltanto 5, quindi un dimezzamento. E poi volevo leggervi anche questo breve articolo, scusatemi, qui ho aperto un attimo la pagina Facebook della Lega, ma invece il breve articolo che c'è qui, su questo caso a Pordenone, sul negozio vietato alla Salis. Questo curiosa e anche simpatica, divertente immagine che è stata affissa sulla vetrina di un negozio di Pordenone con la scritta sovrapposta, ovviamente la foto della Salis: "Io non posso entrare". Quindi ogni volta che c'è di mezzo Ilaria Salis la bufera sui social è assicurata, perché questa volta con il giro sul web di questa fotografia si è scatenato appunto il caos. Premesso che, come ci sono stati quelli che si sono schierati con l'eurodeputata al punto da votarla per mandarla a Bruxelles, e insomma, quasi 200.000 voti, c'è stata in quei giorni di elezioni, e continua ad esserci un'Italia che la ragazza non la vorrebbe proprio vedere nemmeno dipinta, ma in ogni caso la libertà di opinione è sacra. E dunque anche sui social network l'Italia si divide sull'ultimo episodio tra chi ha apprezzato l'ironia che c'è dietro la scelta del proprietario dell'attività e chi condanna pesantemente il gesto, considerandolo appunto scandaloso e indecente. Come riportato dal Messaggero, il negozio di via Rovereto è gestito da Gianni Sartor, consigliere comunale d'opposizione a Zoppola, che neanche dopo il caos mediatico che si è sollevato la vuole rimuovere questa immagine, questa foto. Lo so, la fotografia sta diventando popolare, ma io non la rinnego. Ne avevo fatto una simile anche nei confronti di Mario Draghi. E allora sai che polverone adesso appunto con questa foto della Salis. Ma prima della pausa vi dicevo, per parlare anche di alcuni cortocircuiti a sinistra, e poi ovviamente affrontiamo anche il tema delicato delle alluvioni in Emilia Romagna, delle presunte responsabilità, in realtà insomma anche abbastanza evidenti, della sinistra, che non ha speso tutti questi fondi elargiti, fondi che servivano per la manutenzione. Ma dicevo, leggiamo l'articolo del nostro direttore Giovanni Sallusti su questa battuta che si è lasciata scappare proprio nel salotto televisivo di Oprah Winfrey, la Kamala Harris, che fa l'americana e rivela di tenere una pistola in casa. Entra un ladro, io sparo. Acquisto di armi in crescita pure tra i liberal. Infatti dopo vorrò anche, porre una domanda su questo tema al nostro Matteo Desio, che sapete poi lunedì tiene il programma proprio con la sua rubrica sulle vicende americane, statunitense, "Te la rido io l'America", perché sono statistiche che fanno vedere che paradossalmente, no, che sembrerebbe sempre che i repubblicani siano quei cattivoni retrivi, reazionari con il fucile, con la pistola sul comodino, in realtà, soprattutto tra chi si dichiara democratico, è aumentato il numero, no, di chi appunto possiede armi. Che giornataccia ieri per gli americanologi alla page di casa nostra, quelli convinti che l'America sia una proiezione delle loro ossessioni petalose, politicamente corrette, tutte europee. Kamala Harris, accomodata nel salotto televisivo di Oprah Winfrey, ormai la vera padrona del Partito Democratico, clima quasi cortigiano, verrebbe da dire quasi tipo il "Che tempo che fa" di Fazio, virgolettato letterale: "Io possiedo una pistola, se qualcuno entra in casa mia gli sparo". Segue espressione di rimprovero trattenuta della conduttrice, immancabile risatina nervosa della candidata, e abbiamo visto anche nel confronto televisivo con Trump, no, come la Harris ricorre spesso a queste risatine quasi isteriche. Lì in quel caso nel duello televisivo con Trump, sempre per irriderlo. E tentativo poi goffo da parte della Camela di chiuderla in battuta: "Probabilmente non avrei dovuto dirlo, ma il mio staff se ne occuperà più tardi e sistemerà la vicenda".
Ma questi sono i dettagli in cronaca, a cui si può aggiungere l'interpretazione altrettanto contingente. La Camela ha strizzato l'occhio al segmento di elettorato più conservatore, è una scheggia tra le tante della campagna presidenziale. Ma saremmo ancora nella bolla intellettualistica europea, staremmo ancora esportando oltreoceano le nostre categorie e i nostri tabù. Uno dei più incrollabili che recita: la detenzione di armi da fuoco e ancora di più la sua rivendicazione pubblica non sono da gente per bene, è roba da americano di provincia, imbottito di pessima birra e di idee ancora peggiori, invariabilmente repubblicano, se non addirittura in odore di eversione confederata. Balle spaziali smentite dallo stesso linguaggio del corpo della Harris di fronte al vociare finto scandalizzato di Ofra. Lei voleva davvero sostenere il diritto a possedere un'arma e ad utilizzarla per difendere la sua proprietà. Il motivo è semplice e inaggirabile. È il secondo emendamento della Costituzione no, americana, che è scritto nella stessa genesi dell'anomalia statunitense, senza di esso non esisterebbe nemmeno qualcosa che potrebbe vagamente assomigliare agli Stati Uniti. Questi nascono come patto costitutivo e poi costituente tra coloni in armi che si rivoltano contro un re che è degenerato in tiranno. E poiché il tiranno può sempre ritornare, lo stesso Stato federale può trasformarsi in una sorta di leviatano, no, oppressore, dei cittadini liberi devono sempre poter reimpugnare le armi. Fedeli eredi della tradizione giusnaturalistica britannica, i padri fondatori vollero garantire quel diritto di resistenza previsto da John Locke contro un potere pubblico che si rivolti contro i diritti inalienabili dell'individuo. Tanto che James Madison, poi quarto presidente, rintracciava proprio nella titubanza a fidarsi di cittadini armati la differenza tra i regni europei e la nascente Repubblica Americana che viceversa si identificava con essi. E quindi qui il paragrafo sulla visione del mondo. La troppo spesso caricaturizzata lobby delle armi è questo, una visione del mondo condivisa ben prima che un gruppo di pressione preciso, ribadita tra l'altro dalla sentenza del 2008 con cui la Corte Suprema, caso Distretto di Columbia contro Heller, chiarì il significato attuale del secondo emendamento. Il diritto originario a possedere un'arma, nella fattispecie per la legittima difesa, nella propria abitazione, ovvero esattamente il caso ipotizzato da Harris in diretta TV. E dunque del resto non solo i governanti Dem, Obama in testa, a netto della retorica, si sono ben guardati dal toccare questo diritto al possesso, ma gli stessi elettori progressisti tendono ad armarsi e sempre di più. È la morale di un dettagliato report uscito sul Wall Street Journal. Anzitutto c'è un sondaggio dell'Università di Chicago, secondo cui, pensate, il 29% di coloro che si dichiarano democratici ha affermato di possedere un'arma a casa nel 2022, rispetto al 22% del 2010, quindi una crescita di ben 7 punti percentuali rispetto al 3% registrato invece tra i repubblicani. Direzione Far West. Si aggiunge poi una rilevazione del John Hopkins Center for Gun Violence Solutions e l'11% degli intervistati ha acquistato un'arma dal 2020 al 2023 e tra i democratici più della metà erano proprietari per la prima volta rispetto a meno di un quarto dei repubblicani. Insomma, nel bel mondo liberal è tutta una corsa ad armarsi e la Camela sicuramente lo sa e lo ha sbandierato. Sia io che Tim Walz, appunto il suo candidato vice, siamo proprietari di armi. Sono democratici, sono insopportabilmente woke, ma sono anzitutto americani. Quindi se tu violi la loro libertà, la loro proprietà, la loro casa, può essere che ti sparino. Far West? Punto di domanda. Certo, sempre dritto a occidente verso la frontiera. È la storia di una nazione al di là dell'Atlantico e pesa più degli editoriali vergati al di qua. Esatto, gli editoriali dei cosiddetti americanologi alla page, come appunto l'ha definiti all'inizio, all'incipit di questo articolo, il nostro direttore Giovanni Sallusti. Ma allora Andrea, io vedo che sono già le 8:29, a questo punto ci concediamo una piccola pausa e poi torniamo per completare questa parte sul libero. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Mentre il Parlamento europeo ha approvato a stragrande maggioranza il diritto da parte dell'Ucraina di colpire obiettivi militari in territorio russo, fra gli europarlamentari italiani è prevalsa la linea neutralista che in sostanza si rivela essere filo-putiniana. In pratica i deputati italiani si sono staccati con questo voto dalle aree politiche europee alle quali essi sono legati. Lega e 5 Stelle infatti si sono espressi non solo contro il diritto da parte dell'Ucraina di rispondere agli attacchi russi sul loro territorio, ma sono addirittura favorevoli alla completa interruzione degli aiuti militari occidentali all'Ucraina, che determinerebbe la capitolazione di Kiev a Mosca. Meloni quindi dovrà chiarire con Salvini qual è la politica estera del governo italiano e Schlein dovrà chiedersi a sua volta se la politica estera del PD la decidano i 5 Stelle. La pressione atmosferica è in ulteriore aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata che risulterà quasi del tutto asciutta. In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi, a tratti più nuvolosi al nord-ovest. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, tuttavia qualche isolato piovasco potrebbe verificarsi sui rilievi. Temperature massime in deciso aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie Andrea. Allora avete sentito appunto questo diritto e rovescio del direttore Italia Oggi per Luigi Magnaschi, con queste sfumature, questi diversi voti che sono emersi all'interno, no, delle coalizioni di centrodestra, centrosinistra. Il voto per esempio della Lega su questa risoluzione del Parlamento europeo, no, a proposito dell'invio di armi per l'Ucraina, però di armi atte a colpire appunto la Russia sul suo territorio, e quindi un voto della Lega che è stato simile a quello del Movimento 5 Stelle, voto 5 Stelle diverso da quello del PD, e lo stesso della Lega da alcuni, no, esponenti europarlamentari di Forza Italia e Fratelli d'Italia. E quindi su questo poi torneremo, perché insomma effettivamente da questo punto di vista la Lega ha voluto inevitabilmente segnare comunque una differenza, ecco. Ma dicevo, dobbiamo aprire adesso il capitolo invece dell'alluvione in Emilia Romagna, e quindi andiamo a pagina 4 di Libero su tutti questi fondi che sono stati stanziati dal governo, altri aiuti. Ecco quindi tutti i fondi per l'alluvione che i Dem però non hanno usato. A sinistra è tutti contro tutti, Emilia Romagna nel caos, dopo le inefficienze dell'ex governatore Bonaccini, ora europarlamentari, spuntano 10 milioni stanziati da Palazzo Chigi e che il sindaco di Ravenna, candidato alla regione, non ha speso, e l'ex vice di Errani invece attacca l'Epore. Allora vedete qui Stefano Bonaccini, presidente del PD da dicembre 2014 a luglio 2024, ininterrottamente governatore dell'Emilia Romagna, e si è dimesso per diventare europarlamentare. A destra invece Michele De Pascale del PD, sindaco di Ravenna e candidato presidente di regione. Al centro la disperazione invece a Traversara, frazione appunto del Ravennate, e qui vedete un'immagine assolutamente eloquente. Ma allora, ricapitolando, che cosa è successo in tutti questi anni? C'era un governatore Dem, qui esordisce Alessandro Gonzato, un governatore Dem, Stefano Bonaccini, da poco, che si è dimesso per diventare appunto europarlamentare, che in 7 anni, pensate, ha realizzato solo 12 delle 23 casse di espansione previste per i corsi d'acqua dell'Emilia Romagna. C'è poi un aspirante presidente della regione, Michele De Pascale, sempre del PD e sindaco di Ravenna, che alle elezioni di novembre vuole appunto sostituire Bonaccini, occupato ad interim questo posto, no, di Bonaccini da Irene Priolo, a sua volta ovviamente di sinistra. Il primo, Bonaccini, dicevamo, ha realizzato la metà delle opere che servono per ridurre la portata dei fiumi e dei torrenti durante le piene, e per evitare straripamenti quando l'acqua supera il livello di guardia le casse d'espansione vengono aperte tramite paratoie mobili. A maggio dell'anno scorso probabilmente le 11 mancanti avrebbero limitato di molto l'inondazione da Modena a Rimini. De Pascale invece, dopo alcune ore in cui aveva evitato di attaccare il governo, ora lo accusa.
I 600 milioni in 14 anni citati dal ministro della protezione civile Nello Musumeci sono una cifra risibile per la manutenzione del territorio. Dov'è, ha chiesto De Pascale, il piano del generale Figliuolo? Spieghiamo. I 600 milioni, precisamente 596, sono stati erogati dai governi che si sono succeduti negli anni, centrodestra e centrosinistra. Noi però rivolgiamo a De Pascale questa domanda: perché invece dei 780.000 euro assegnati subito per le somme urgenze ne abbia impiegati solo 187.000 e gli altri 593.000 non servivano? C'è poi l'ordinanza 13 che ha assegnato al comune di Ravenna oltre 10 milioni per lavori urgenti di messa in sicurezza della rete viaria e non risulta che sia stato impiegato un centesimo. Come mai, De Pascale? Anche a livello provinciale Ravenna è la meno virtuosa della regione. A Libero risulta che abbia speso meno della metà dei 3,2 milioni assegnati anche per le somme urgenze, diversamente dalla provincia per esempio di Forlì Cesena che ha usato tutti i 4 milioni erogati. Ci sono i fiumi che esondano e c'è un fiume di denaro inutilizzato che il governo aveva messo a disposizione per la salvaguardia pubblica e privata. Dopo 1 anno e mezzo non è ancora stato speso. Non c'è fretta. Tra i piccoli comuni il meno virtuoso è quello di Castel San Pietro Terme. Su 5 milioni, pensate, 200.000 euro concessi dal governo per le somme urgenze, ne ha spesi solo 380.000. Quindi su 5 milioni e 200.000 solo 380.000 spesi. E poi la polemica politica che si infiamma, il centrodestra che denuncia le mancanze del PD e una parte della sinistra che si sta scagliando contro la stessa sinistra, pensate. Prima però Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, vice ministro delle infrastrutture, il quale ironizza. De Pascale ha ragione a dire che manca un vero piano contro il dissesto idrogeologico, lo doveva realizzare la regione e in particolare l'ex presidente Bonaccini che è il commissario per il dissesto. Bignami entra nel dettaglio. Dobbiamo tenere separate le vicende alluvionali del 2023, che sono dei fatti straordinari, rispetto invece alla messa in sicurezza del reticolo idrografico che è precedente. Il governo ha chiesto 4 volte di poter conoscere qual era lo stato di salute del reticolo idrografico e del dissesto del versante, cioè fiumi, argini e frane, e lo abbiamo fatto a maggio del 2023, a giugno 2023, a luglio sempre di quell'anno 2023 e anch'io l'ho fatto con una PEC, ma non ho mai ricevuto risposta. Ecco però la polemica interna al centrosinistra e a scatenarla è un pezzo da 90 nella storia dem dell'Emilia Romagna, cioè Simonetta Saliera, ex vicepresidente della giunta regionale di Vasco Errani e consigliere del PD per 10 anni. Oggi Saliera è assessore ai lavori pubblici del comune di Pianoro, guidato da liste civiche dell'area di centrosinistra. Di fronte all'ondata di maltempo di questi giorni, ha tuonato, la nostra comunità è stata lasciata sola. La città metropolitana di Bologna, sindaco è, ricordiamolo, il dem Matteo Lepore, non ha mandato né mezzi né uomini. La notte dell'alluvione tra mercoledì e giovedì è stata affrontata in totale solitudine dalla nostra amministrazione. C'erano il sindaco e la giunta a coordinare i lavori, oltre all'aiuto dei cittadini, dei dipendenti comunali della protezione civile volontaria di Pianoro. A combattere pioggia e fango c'erano solo mezzi che erano stati messi a disposizione dal nostro comune. Sono arrivati 6 vigili del fuoco senza mezzi. Perché potessero essere utili, ha spiegato la Saliera, abbiamo dovuto mettere a loro disposizione un trattore con autista, pensate. Segnaliamo poi la bordata che nel 2021 Legambiente ha sparato all'assessore alla sostenibilità ambientale Priolo, la governatrice ad interim. Allora, pensate, ennesimo rinvio per il completamento delle casse di espansione del Senio. Dopo 30 anni di attesa e di promesse non c'è ancora un progetto esecutivo e il Senio è nuovamente sondato. Ieri Giorgia Meloni, che ha presieduto un vertice sull'emergenza maltempo, ha assicurato che non appena giungerà al governo la richiesta dello stato d'emergenza dalla regione, sarà convocato un consiglio dei ministri che provvederà a stanziare 20 milioni per le prime necessità e il ripristino dei servizi essenziali. Altri fondi arriveranno dopo le ricognizioni successive all'emergenza. Che poi qualcuno li spenda e li spenda bene, beh, è un altro conto ed è appunto, abbiamo visto, un conto soprattutto del PD emiliano e romagnolo. E qui per completare il quadro di queste responsabilità dobbiamo appunto dedicarci all'articolo, adesso alla lettura di questo articolo di Daniele Capezzone con
tutte le analisi insomma di queste lacune, di queste omissioni, perché appunto sono state fatte arrivare tante quote in questi fondi, no, dal governo, e la quota non spesa, qui appunto continua dalla prima pagina Daniele Capezzone, la quota non spesa, non utilizzata, non messa a terra, come si suole ripetere ultimamente da parte della regione, dagli enti territoriali a guida rossa, è appunto consistente. Premessa numero 2: è comunque vero che, specie dal punto di vista di chi si ritrova con il fango fino all'altezza del bacino, delle ginocchia, quando va bene, perché abbiamo visto che il fango è arrivato anche fino su alcuni tetti, no, di alcune abitazioni appunto. Le polemiche politiche e i rimpalli di responsabilità producono comunque un suono respingente e finiscono per minare ulteriormente la già fragile fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Premessa numero 3: a proposito anche di questo fatto della fiducia che va diminuendo, no, dei cittadini verso le istituzioni, e un altro colpo verrebbe sicuramente assestato dall'ipotesi, per esempio, di una polizza obbligatoria di assicurazione contro questi rischi. Su questo tema poi ci torneremo, perché leggeremo l'articolo di Belpietro sulla Verità relativo proprio alla proposta di Musumeci di questa assicurazione obbligatoria, e lì poi giustamente spiega Belpietro: ma questa sarebbe allora un'ulteriore tassa sulla casa, un altro balzello su un bene che è già vessato, di questo bene che appunto è comunque, no, per tanti cittadini italiani, un bene comunque assolutamente a cui non ci si può non rinunciare. Premessa numero 3 qui di Capezzone: è vero che quando si parla di grandi opere la lentezza snervante è la regola italiana, è la prassi. È ancora più vero che tutto ciò che non viaggia in deroga rispetto alle regole ordinarie rischia poi di restare impantanato o di finire addirittura su un binario morto. Se non che ci sono 3 elementi, uno più grave dell'altro, che sottolineano le incancellabili responsabilità della sinistra in tutta questa dolorosa vicenda. Il primo, addirittura incontestabile, è che il PD e prima di esso il PC, PDS e DS, Democratici Sinistra, governa da sempre in Emilia-Romagna. Da quando le regioni sono state istituite, cioè nel 1970, quel territorio è stato sempre gestito e amministrato dalla sinistra di tradizione comunista, peraltro con tutta una letteratura largamente encomiastica e geografica sul presunto, no, buon governo rosso. Ora sono i fatti a incaricarsi di smentire quella narrazione, perfino rispetto alle attività più ordinarie, quali possono essere appunto la cura degli argini, la pulizia del letto, dei fiumi, eccetera. E qui prosegue Capezzone: la seconda osservazione invece riguarda il tema decisivo delle vasche di laminazione, dei bacini di espansione, strumento decisivo per contenere le conseguenze delle esondazioni dei fiumi. Dove sono state realizzate senza eccezioni rispetto alle necessità, vedi per esempio la regione Veneto, anche eventi di livello catastrofico sono stati contenuti nei loro effetti nefasti. In Emilia Romagna invece ne sono state realizzate circa la metà rispetto a quanto era stato previsto, e non per incuria o per lentezze burocratiche, ma per la precisa scelta politica di non irritare le componenti eco-integraliste contrarie a quelle opere, quello che dicevamo prima, no, per non suscitare questi malanimi. Sta qui una responsabilità addirittura imperdonabile della sinistra. E poi la palla in tribuna, perché la terza osservazione riguarda il ricorso provvidenziale all'argomento del cambiamento climatico, che serve per buttare agevolmente la palla in tribuna e quindi per evitare, no, un vero confronto. Ma scusate, perché lo stesso maltempo, le medesime precipitazioni, qui osserva giustamente Capezzone, non procurano guasti particolari nel Regno Unito o in Francia, e invece qui da noi, per giunta nelle regioni rosse, producono effetti devastanti? Perché in automatico si cerca l'uscita di sicurezza del cambiamento climatico come giustificazione di tutto quello che accade? La realtà è che ormai il Project Fear, cioè il progetto paura, l'uso sistematico della paura, è un format ormai applicabile a qualunque circostanza. Se voti Brexit sarà la fine del mondo, se vince Trump finisce la democrazia, e via via spaventando, terrorizzando, caricando tutto di valenze estreme. È inutile dire che la killer application di questa tecnologia sociale è proprio l'ecofondamentalismo, il talibanismo green, quello gretino per intenderci, ambito in cui l'uso della paura
moriremo tutti, e già il nome ultima generazione scelto da uno dei gruppi più scatenati allude alla fine del mondo imminente, si accompagna a un approccio che è escatologico, apocalittico, parareligioso. Abbiamo peccato contro la terra, la natura si vendica contro di noi uomini, dobbiamo pentirci, dobbiamo decrescere, l'uomo deve praticamente estinguersi. Dogmatismo. Capite bene che dinanzi a un simile dogmatismo non c'è razionalità che tenga, non c'è argomento fattuale, non c'è nemmeno un dibattito possibile. Lo stesso futuro di deindustrializzazione, quindi proposito originario del Green Deal, la perdita quasi certa di posti di lavoro, l'impoverimento dei ceti medi, sono dettagli rispetto all'immensità del male che avremmo commesso noi uomini contro la natura e della quale, di questa immensità, dovremmo emendarci. Attenzione però, accanto alla dimensione mistica da religione farlocca, la cui profetessa ovviamente è la Greta Thunberg, no, questa figura messianica, c'è anche un aspetto più furbesco, più levantino, e cioè quella di buttarla sull'Apocalisse assolve da tutti i peccati. E così è l'alluvione in Emilia Romagna nell'ennesima prova, una narrazione martellante, quasi unanime, ha subito messo da parte gli elementi razionali e fattuali, cioè chi si sarebbe dovuto incaricare di realizzare certe opere, quindi di realizzare delle dighe, di provvedere alla cura degli argini, di realizzare dei bacini di espansione, eccetera, e quindi si vira sul registro apocalittico. Ogni evento viene descritto non solo come la prova del cambiamento climatico in atto, siamo ormai già molto oltre, ma di una sua estremizzazione irreversibile, anzi reversibile solo al patto di consegnarsi ai dogmi degli ecotalebani. A nulla vale ricordare le alluvioni verificatesi in Emilia Romagna negli anni 50, 60 e 70, climate change già allora? Punto di domanda. Ogni spiegazione razionale e ogni proposta concreta, cura del territorio, bacini di espansione, è risultata meno gradita rispetto all'imminenza della fine del mondo. E tutto questo, come dicevo, serve soltanto a giustificare, ad assolvere. In Emilia Romagna, prima di diventare segretaria del PD, la vicepresidente della giunta con delega al mitico, ve l'ho ricordato, Patto per il clima, era la Elly Schlein, proprio lei, non un'omonima. E in quella regione, come abbiamo visto, è la sinistra che governa da sempre e senza eccezioni. Capite bene che allora l'Apocalisse diventa provvidenziale, è un lavacro che risolve tutti i problemi. Libera scelta, un'ultima notazione, e qui la riflessione proprio sulla proposta, no, di questa polizza obbligatoria. Prima di gravare ancora sui cittadini, la macchina pubblica nella sua interezza, nazionale, regionale, comunale, eccetera, dovrebbe compiere tutto ciò che è suo dovere e quindi assolvere questi compiti. Si dice ed è vero che le assicurazioni da parte dei privati sarebbero uno strumento utile, anzi un ombrello prezioso. Verissimo, anzi sacrosanto, ma introdurre un obbligo significherebbe ripristinare l'equivalente di una tassa sulla prima casa. Molto meglio, a mio personale avviso, incentivare potentemente l'assicurazione, ma senza obblighi e soprattutto con una mano pubblica che prima abbia compiuto interamente la propria parte. E anche oggi appunto non possiamo non essere d'accordo, no, con Daniele Capezzone per questa riflessione su una polizza obbligatoria proprio sulla prima casa contro questi eventi, questi disastri meteorologici, ma un'assicurazione del genere appunto sarebbe una sorta di prima casa. E questo è anche quello che scrive Belpietro oggi nel suo editoriale per La Verità e vi dicevo poi ci torniamo. Ma per completare questa parte appunto di Libero volevo con voi andare a pagina 6 per leggervi anche le lodi, no, che sono state tessute al governo Meloni, rivolte al governo Meloni da Le Figaro. Giorgia è il politico più in voga d'Europa, La Figaro che loda Meloni sull'immigrazione, sbarchi giù grazie al suo piano Mattei. Dopo il ritratto del premier pubblicato su Guardian, anche il quotidiano francese rivolge i complimenti a Palazzo Chigi, una cooperazione strutturata quindi che conduce a questi risultati. Che alla sinistra piaccia o meno, Giorgia Meloni è il leader più in voga d'Europa. Negli ultimi giorni molti quotidiani internazionali le hanno dedicato paginate su paginate, dai successi nazionali fino a quelli internazionali, con la nomina di Raffaele Fitto a commissario e vicepresidente della Commissione UE. Il modello Meloni interessa sempre di più agli osservatori esteri. E poi appunto qui vedete si cita questo piano per l'analisi, l'esame delle domande di asilo che verrebbe condotto questo esame in Albania e quindi si cerca di replicare questo modello
E poi invece volevo con voi, e poi chiudiamo questa parte sul Libero, andare a pagina 8 di oggi di Libero, perché c'è giustamente anche il caso degli accessi abusivi, dello spionaggio di Striano, con questo possibile conflitto di interessi, perché Cafiero De Rao, sapete, l'ex procuratore ora Movimento 5 Stelle, potrebbe addirittura essere, recitare la doppia parte sia di controllore che di controllato. Questo duplice ruolo è assurdo, da conflitto di interessi. Monta il caso dossieraggi, ingerenze da De Rao, Forza Italia all'attacco del grillino. L'ex procuratore ora Movimento 5 Stelle dice che Striano, di cui pensate lui era stato il superiore, proprio quando Striano collaborava con lui come appunto finanziere, non deve farsi audire in commissione, non si deve far sentire, e quindi la richiesta degli azzurri di Forza Italia si deve dimettere appunto De Rao. Articolo qui a pagina 8, dicevo, di Iacobazzi: Federico Cafiero De Rao non può rimanere un minuto di più nella commissione parlamentare antimafia e se proprio non vuole dimettersi almeno si astenga dal partecipare ai lavori per far luce sul dossieraggio contro gli esponenti di centrodestra. Eh sì, perché lui vorrebbe rimanere, no, in questa commissione quando comunque sussisteva questo rapporto con Striano, una commissione che deve appunto far luce, indagare su quello che è avvenuto, per questo caso dossieraggi, su tutti gli accessi abusivi commessi da Striano, ma peccato che lui appunto fa parte di questa commissione De Rao, ma Striano, che dovrebbe essere oggetto di indagine, il suo comportamento appunto intratteneva questo rapporto con De Rao. E allora vedete la richiesta dei parlamentari di Forza Italia in antimafia, Mauro Dattis, Pietro Vittalis, Maurizio Gaspari, Pier Antonio Zanettini e Chiara Tenerini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state alcune affermazioni dell'ex procuratore antimafia, attuale numero 2 a Palazzo San Macuto. Cafiero De Rao, eletto alla Camera con i grillini, riguardo la possibilità che la Commissione antimafia ascolti il PM Antonio Laudati e il tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, i principali appunto accusati di aver compiuto questi accessi illeciti alle banche dati, ha subito messo le mani avanti. Per quanto legittimo, ha detto De Rao, non sembra opportuno che la Commissione ascolti i due indagati che davanti al magistrato si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E la replica dei parlamentari azzurri vuol dettare a mezzo stampa la lista di chi non deve essere sentito dalla Commissione. E quindi i parlamentari azzurri da settimane invece spingono affinché sia ascoltato Striano, che ricordiamolo è l'autore materiale con le sue innumerevoli password delle migliaia di interrogazioni a questi schedari riservati. Accusato di accesso abusivo e rivelazione del segreto, la Procura di Perugia ne aveva chiesto l'arresto per il rischio che potesse inquinare le prove. A parte qualche report consegnato ai giornalisti del Domani per scrivere articoli contro il governo, nessuno ad oggi ha infatti scoperto che fine abbia compiuto questa immensa mole di dati sensibili che sono stati illegalmente acquisiti. E Striano, ed è questo l'aspetto che renderebbe incompatibile la presenza nella commissione antimafia di Cafiero De Rao, aveva con quest'ultimo uno strettissimo rapporto. Si è fatto carriera nella finanza, un ruolo importante lo hanno avuto le mirabolanti note caratteristiche che l'ex procuratore gli aveva compilato negli anni. Abbiamo denunciato più volte questo colossale conflitto di interessi, lui invece interferisce e dice che la commissione non deve ascoltare Striano, che tanto si avvarrebbe della facoltà di non rispondere. E insomma, questo sembra proprio, suggeriscono qui esponenti di Forza Italia, una sorta di pizzino che De Rao avrebbe mandato al suo ex collaboratore. Una condotta inaudita che segnaliamo pubblicamente anche ai presidenti di Senato e Camera, aggiungono appunto i parlamentari azzurri, per porre fine a un conflitto di interesse che non intendiamo più subire. Va anche ricordato che lo stesso PM Laudati ha sempre affermato che Cafiero De Rao era messo al corrente delle attività che venivano svolte da Striano e insomma perciò non si può non parlare di questo conflitto di interessi. Ma chiudiamo allora questa parte di Libero e a questo punto facciamo così, andiamo già sulla Verità, visto che prima citavamo appunto questo articolo, l'editoriale di Belpietro, vediamo già la prima pagina qui della Verità di oggi, dedicata anche questa con la foto centrale, no, alla frase della Kamala Harris che si scopre appunto pistolera, come abbiamo sentito, su questo tema scrive qui per la Verità Stefano Graziosi a pagina 15, ma e qui ovviamente c'è il riferimento a questo maxi sequestro anche
da parte appunto per la frode fiscale e la truffa allo Stato, maxi sequestro di 75 milioni agli Agnelli, fiammata nell'inchiesta sull'eredità di Marella, contestata a John Lapo Ginevra, commercialista e notaio, l'evasione delle tasse su IRPEF e imposte di successione derivanti da questa falsa residenza in Svizzera della nonna. E qui se ne occupa appunto Fabio Amendolara. Le indagini hanno permesso di raccogliere plurimi e convergenti elementi indiziari circa la stabile residenza in Italia, almeno a partire dall'anno 2010, di Marella Caracciolo. E quindi, dopo leggiamo nel dettaglio questi dati. L'articolo invece di Belpietro, su quello che vi stavo dicendo prima, contro l'obbligo di polizza, contro questi eventi catastrofici: "Ministro, ci risparmi la tassa sui disastri". Dal ministro Nello Musumeci so poco. Avendolo incontrato una sola volta ad un convegno e per di più parecchio tempo fa, non sono riuscito a costruirmi un'opinione precisa su di lui. Tuttavia chi lo conosce me lo descrive come un politico molto serio, poco incline al populismo. Sarà forse la propensione a dire le cose così come stanno, senza girarci intorno, ad averlo spinto ieri a parlare di polizze obbligatorie sulla casa contro i rischi proprio di catastrofi ambientali. Ma, e qui appunto l'obiezione di Belpietro, andiamo a pagina 5, quello che vi stavo appunto anticipando, con questo titolo effettivamente, no, che paventa un rischio: "L'alluvione porta una nuova tassa sulla casa. Un anno dopo identico disastro. Il ministro Musumeci si è lasciato sfuggire la verità, prima o poi arriveremo all'obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi naturali". Ma la domanda è appunto chi paga? Se toccherà ai proprietari degli immobili già gravati da 1000 balzelli, sarà una cura appunto alla Monti. Per le statistiche, una volta all'anno l'Italia è colpita da una catastrofe, i futuri sacrifici vengono giustificati con la solita litania sul clima che cambia, quello che abbiamo sentito anche da Daniele Capezzone, che poi è la solita scusa e giustificazione anche per gli errori che vengono commessi, le omissioni dalle pubbliche amministrazioni che devono appunto curare il territorio. E qui appunto, non so quanto possa costare una polizza contro i terremoti, le frane, le alluvioni, le trombe d'aria o altri rischi ambientali, precisa appunto Belpietro, ma conoscendo un po' il mondo delle assicurazioni e calcolando che l'Italia è un paese con problemi di dissesto idrogeologico, temo che non si tratti di 2 spicci. Del resto sembra rendersene conto lo stesso Musumeci, il quale, parlando dell'obbligo di assicurazione, ha detto di aspettarsi che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si aggi una polemica per la nuova patrimoniale sulla proprietà immobiliare, aggiungendo però che con il cambiamento climatico in atto serve un cambiamento di paradigma culturale. Temo purtroppo per lui, qui risponde, no, alla proposta risponde Belpietro, che se il cambiamento culturale significherà metter mano ai portafogli e ad alzarsi, non saranno soltanto le polemiche, ma una vera tempesta, perché siccome gli italiani sono il popolo che più ha investito nel mattone, no, abbiamo sempre detto che appunto questa casa, la prima casa, è un bene cui non ci si può rinunciare, soprattutto non può essere gravato da tutte queste imposte. La tassa contro le calamità naturali rischia di colpire tutti, non soltanto i proprietari degli immobili, ma anche gli affittuari, i quali si vedranno alzare il canone a compensazione del nuovo balzello. Torniamo invece a pagina 1 della Verità, prima pagina, perché qui vedete volevo anche leggervi, appunto dall'inizio di quest'articolo di Nino Sunseri su Via i contanti: "Il riciclaggio corre anche sull'IBAN", sfatato un altro mito dei fanatici del controllo, perché un'ulteriore frode che si sta diffondendo è quella appunto di trasferire, dei fondi illeciti all'estero con questi IBAN virtuali, di questa frode di riciclaggio. Enzo Serata, direttore dell'Ufficio Informazione Finanziaria, che avverte: "Ora il cavallo di Troia del riciclaggio sono gli IBAN virtuali, utilizzati per trasferire fondi illeciti all'estero". È l'ennesima quindi dimostrazione che la guerra ai contanti, che è cara alla sinistra, non riesce a fermare gli affari della criminalità organizzata. E qui vedete poi l'attacco in Libano che ha causato 12 morti, Israele che colpisce a Beirut, ucciso il leader di Hezbollah, attacco aereo delle forze israeliane sulla periferia di Beirut in Libano, eliminato il numero 2 di Hezbollah, Ibrahim Akil, sul quale pendeva una taglia, pensate, di 7 milioni di dollari. Il bilancio al momento è di 12 morti e 66 feriti. E su questo poi ci torniamo perché c'è anche appunto, ci sono tanti articoli dedicati dalla Stampa e il Corriere su questo tema. Ma volevo anche poi, richiamarvi invece la riflessione di Paolo Del Debbio,
e di Alessandro Rico, Paolo Del Debbio sulla Germania socialista che si è convertita appunto a proposito dei migranti sì al modello Italia, e poi invece il sì a Medjugorje che ha causato questa reazione di Vito Mancuso, sapete, uno dei teologi, no? Teologi considerati appunto progressisti, che spiega alla Madonna dove è meglio appunto apparire. Ma piccola pausa, noi ci troviamo fra pochissimo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. A te Pier Vittorio. Grazie Andrea, poi Andrea mandami anche i messaggi che sono arrivati qui sulla nostra chat, no, della radio, nel nostro numero WhatsApp, e saluto intanto il nostro grandissimo Tonino Danna, che infatti mi ha scritto che c'è un video proprio relativo a proposito del tema delle alluvioni, un video che magari possiamo anche poi far riprodurre. E appunto se tu l'hai già visto, poi magari prima del collegamento vi mostriamo, ecco, iniziamo anche a commentare i vostri messaggi. Ma vi dicevo appunto la riflessione di Alessandro Rico, che commenta questo intervento di Vito Mancuso a pagina 10, e poi invece Paolo Del Debbio a pagina 6 sulla Germania, che adesso la Germania di Scholz capisce che probabilmente il modello da seguire è quello di Giorgia Meloni per il modello Albania, e cioè l'esame delle richieste d'asilo dei migranti al di fuori del territorio UE, e quindi vorrebbe che sia adottato anche a livello europeo. Così Olaf Scholz completa la giravolta, ed effettivamente è proprio una giravolta, se non un'inversione propria U, tardiva interessata su immigrazione, ma anche sulle politiche green. Infatti vedete, andiamo qui a pagina 6, e chissà se tutto questo non sia legato anche comunque al vento che sta soffiando a destra, no, in Germania. Abbiamo commentato il risultato dell'AfD in Sassonia e Turingia, adesso si vota anche Brandeburgo ed è attesa un'ulteriore vittoria sempre dell'AfD. Questo ovviamente è richiamato, no, nell'articolo di Del Debbio. Vedete, Berlino vuole un'Europa blindata, l'UE adotta il modello Albania, il governo semaforo ormai alle corde spinge per un patto tipo quello tra Meloni e Rama a livello comunitario. Così la Germania completa la sua giravolta sia sui migranti che sul green, tardi e soltanto nel proprio interesse. Scholz che rivaluta l'idea di esaminare all'estero le richieste di asilo e di deportare i clandestini, e poi appunto è inutile però confidare che l'Unione cambi in fretta, i suoi leader non sono all'altezza. E effettivamente, no, qui nella conclusione viene fatto notare perché non sarebbero all'altezza, perché queste sono giravolte tardive, e soprattutto dopo che hanno constatato, no, i tanti disastri causati dalle precedenti politiche. Qui l'amara conclusione di Del Debbio: non fatevi illusioni, però questo non significa che l'Europa cambierà velocemente le proprie idee sull'immigrazione, anche perché i leader europei non ne sono all'altezza. La decisione li impaurisce, la mediazione la praticano, il compromesso al ribasso lo sognano giorno e notte. Intanto la Germania si fa i fatti suoi legittimamente. L'Europa parla ma non fa né i fatti suoi né figuriamoci i fatti degli altri, cioè i nostri, per i quali invece sarebbe nata. E infatti è quello che abbiamo sempre fatto notare, che poi alla fine in Europa, in Unione Europea, c'era una Germania con un asse franco-tedesco comunque che spadroneggiava, e che sono stati anche i responsabili appunto di questi errori, di queste scelte scellerate. Ma Andrea, mi hai fatto cenno che appunto il video comunque è arrivato, lo possiamo far riprodurre, allora dimmi te se devo interrompere la condivisione schermo, puoi fare te da remoto, così lo vediamo un attimo, ecco. No, faccio io, lo metto in onda adesso. Perfetto, grazie. Siamo a Carteria di Sesto, in via Serrabella. Questo è il fiume Savena. È stato ingabbiato il fiume perché l'alveo del fiume sarebbe molto più largo. In realtà il fiume è stato messo dentro, è stato costretto, è stato ingabbiato. E guardate com'è arrabbiato qua, perché è chiaro che se non si può sfogare ha una potenza molto maggiore.
Guardate com'è arrabbiato qua, perché è chiaro che se non si può sfogare ha una potenza molto maggiore. Guardate com'è arrabbiato qua, Tua per perché è Vittorio. chiaro che se non si può sfogare ha una potenza molto maggiore. E Andrea, siamo vero ritornati in onda, in Sì, sì, linea, siamo in onda. perfetto, dopo la visione del video ringraziamo appunto il nostro radioascoltatore che è Alessandro Russo da Bologna, sì, video che fa vedere come avete visto, no? In questo caso mancando proprio una vasca di compensazione, lì questo letto del fiume, il fiume Savena è stato ingabbiato, è mancata proprio la possibilità comunque di uno sfogo naturale e quindi poi perciò può avvenire un'esondazione violenta e improvvisa. Quindi grazie ad Alessandro per questo video e vedi a conferma di quello che stavamo anche prima leggendo da Libero, comunque su tanti errori e appunto omissioni che poi sono alla base di questo disastro. Quindi è inutile poi scaricare la colpa sul clima che cambia quando l'uomo attraverso delle banali opere, semplici opere di ingegneria idraulica potrebbe poi evitare appunto questi disastri o comunque mitigare gli effetti poi di queste portate torrenziali, no? E allora dicevo invece andiamo a pagina 10 qui della Verità, prima appunto a 9 l'inchiesta sugli Agnelli, vedete frode e truffa, maxi sequestro agli Agnelli, nell'inchiesta sull'eredità di Marella contestata a John, Lapo e Ginevra Elkann, oltre che al notaio e al commercialista di famiglia, l'evasione su IRPEF e successione, congelati 75 milioni e i nipoti avrebbero creato una residenza fittizia in Svizzera per la nonna. E qui è spiegato come è stata ricostruita anche questa inchiesta, come si è appurato che comunque la residenza fiscale in Svizzera fosse fittizia. Nel corso dell'inchiesta sono stati acquisiti documenti, contabilità parallele e una mole di dati digitali che confermerebbero, secondo l'accusa, l'ipotesi iniziale, cioè che la residenza fittizia della Caracciolo, scusatemi, in Svizzera, la nonna era parte di un più ampio disegno criminoso per sottrarre il suo patrimonio e i relativi redditi all'imposizione fiscale italiana. E tra la documentazione sequestrata c'era anche un memorandum conservato nello studio di uno degli indagati che sembra proprio scandire dettagliatamente, scrive qui la procura, gli accorgimenti ritenuti necessari a sostenere la residenza svizzera. Accorgimenti come l'assunzione di collaboratori domestici della Caracciolo da parte di uno dei nipoti, in concreto riscontrati quindi nel corso delle indagini. Dal 2010 le prove suggerirebbero che la Caracciolo aveva radici stabili in Italia e al centro delle indagini infatti sono finite le disposizioni impartite dai più stretti collaboratori italiani della famiglia nei confronti di un family office svizzero che provvedeva, stando alla ricostruzione della procura, a tutte le incombenze relative alla gestione della posizione svizzera della Caracciolo, come per esempio il ritiro della corrispondenza e l'effettuazione di pagamenti dai conti svizzeri. I collaboratori impiegati per le operazioni avrebbero confermato tutto. Tutto, insomma, che sembrerebbe essere stato orchestrato con precisione. E insomma è una cifra di non poco conto, di rilievo, 75 milioni di euro, quella che sarebbe stata sequestrata, no, per questa truffa ai danni dell'erario, per questa appunto evasione. Dicevo, andiamo appunto a pagina 10, sempre qui della Verità, invece per la riflessione di Alessandro Rico su questo intervento comunque della Santa Sede a proposito di Meggiugori, i postumi del via libera al culto mariano. Ecco qua Meggiugori che dà fastidio ai cattoprogressisti, ora bacchettano pure la Madre di Cristo. È intervenuto infatti il teologo Mancuso che sragiona su Maria, addirittura pensate marginale nella Bibbia, anziché manifestarsi agli umili dovrebbe occuparsi di geopolitica. Sulla Stampa l'autore di Io e Dio si interroga come spiegare il successo eclatante di questa figura, cioè Maria all'interno di una religione basata sul libro, la Bibbia, nel quale sentite ella avrebbe un ruolo decisamente marginale. Certe volte veramente viene anche da chiedersi come possano definirsi cattolici alcuni teologi, no? Nota Mancuso, Gesù non la chiama mai madre, ma sempre e solo donna, esattamente come si rivolge a tutte le altre figure femminili. Eppure, intuisce l'editorialista, togliete Maria dal cristianesimo e lo priverete di gran parte della sua linfa vitale. Perché? Già, perché? Allora invece ci affrettiamo alla conclusione, andiamo appunto sulle altre testate d'area, conclusione di questa rassegna stampa, andiamo appunto sul giornale
E vedete qui, ecco, vi inquadro la prima pagina di oggi del giornale. Anche qui ovviamente si scrive di questa frode e truffa, sequestro agli Agnelli, svolta nell'inchiesta, e poi l'editoriale anche di Alessandro Sallusti su questa sinistra che spara, perché ovviamente le dichiarazioni di Kamala Harris, no? Quindi non Matteo Salvini e neppure il generale Vannacci, bensì Kamala Harris, candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, nonché nuovo mito delle sinistre, che ha detto ieri: io possiedo una pistola, se qualcuno entra in casa gli sparo. E insomma è una frase che ha destato sicuramente scalpore, magari proprio per i tanti, no, dem italiani che non si aspettavano questa frase. Il leghista che vede Orban, qui vedete Matteo Salvini a processo, le ONG che chiedono pure i danni, quindi anche oggi, anche il giornale di oggi si occupa di questo, e ve lo apro appunto, andiamo a pagina 8 e 11, poi ovviamente passiamo al tempo, e eccolo qui. E allora vedete, asse Orban-Salvini, fermare la guerra, quello che poi abbiamo anche sentito, no, dal diritto al rovescio di Magnaschi, incontro a Budapest con un occhio a Trump. Il leghista voteremo Fitto ma non Ursula, quindi il colloquio, vedete, tra appunto i due leader, tra il premier ungherese Viktor Orban e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, è durato quindi oltre un'ora, e poi questo tu per tu allargato appunto alle varie delegazioni. Ma dicevo, andiamo adesso anche sulla prima pagina del Tempo, e poi volevo anche condurvi in chiusura appunto su Avvenire e Repubblica. Allora lo apriamo da qui, scusate, così completiamo questa parte. Ecco qua, il Tempo di oggi, vedete, con prima pagina sul cosiddetto muro di gomma. Ecco chi vuole insabbiare tutto. Questo proprio per l'inchiesta dei dossieraggi sullo spionaggio che ha riguardato soprattutto la Lega. Ecco chi vuole insabbiare tutto, la bufera su De Rao si deve dimettere, così l'ex magistrato antimafia prova a pilotare le audizioni in commissione. E su questo tema interviene anche Tommaso Cerno con il suo editoriale, vedete, la prova regina che inchioda l'ex PM De Rao. Come una nemesi, l'ex procuratore antimafia Cafero De Rao cerca di condizionare, ed effettivamente proprio condizionare, la commissione che indaga sui dossier. Lui che ne fu capo e oggi dovrebbe rispondere alle domande su quanto accadeva nei suoi uffici, che si erge a giudice e vuole farle lui. E questa è la prova regina che lo inchioda. È lo stesso metodo usato da Striano e Company, usare le informazioni in proprio possesso per condizionare la verità. E certo, perché poi la verità viene condizionata sempre con questo apparato politico-mediatico, quando poi magari da certe informazioni si ricavano dei dossier che vengono girate a testate amiche. Il Tempo di Osho, Putin qui minaccia l'uso di missili, in 3 minuti colpisco Strasburgo. E qui, caspita, vedete la reazione, la vignetta con la Salis, tacci vostra a sapello, rimanevo in Ungheria. E poi invece nel Tempo di Vittorio Feltri di oggi, vedete, nessuno vedeva, nessuno sapeva, e questa è la vera distrazione di massa. Cosa? In relazione a cosa? Andiamo appunto a pagina 11 per una vicenda che è veramente inquietante e agghiacciante, cioè di queste gravidanze che sono state nascoste. E ora si faccia il processo alla distrazione di massa per Chiara, che la tragedia di Chiara, che appunto ha partorito e sepolto 2 figli neonati nel giardino all'Inglese della sua villetta bifamiliare di Traversetolo, volando a New York, e 2 giorni dopo l'ultimo parto, riprendendo la sua vita normale di ragazza ben inserita. E qui la riflessione, la domanda di Vittorio Feltri: ma possibile che nessuno se ne sia accorto? Vedete qui il dramma di Traversetolo, il parto da sola, poi gli amici, Chiara, i bimbi li volevo vicini, la 22enne, qui vedete Chiara Petrolini nella foto, la madre infanticida, agli arresti domiciliari per omicidio volontario aggravato. Il bambino nato il 7 agosto è morto a causa di un'emorragia. Ma vi citavo prima anche Avvenire e Repubblica, ora uno sguardo velocissimo prima di anzi no, il collegamento è già iniziato con Matteo. Matteo, ci senti? Esatto. Perdonami. Sì, sì, Ciao sì. Matteo. Buongiorno a tutti. Ciao Matteo, grazie. Allora, scusami, faccio vedere, Ci ecco, solo le prime mancherebbe. pagine di Avvenire e Repubblica. Vedete, Libano incandescente, lo stavamo leggendo prima, raid mirato di Israele che uccide il numero 2 di Hezbollah e almeno altri 10 miliziani, pioggia di razzi sulle alture del Golan, la condanna di Teheran, follia e arroganza.
Per chi volesse approfondire, ecco, poi vi consiglio, vedete qui a pagina 18, Dio, Terra e famiglia, le fattorie ora et labora negli Stati Uniti, la nuova vita comunitaria negli Stati Uniti, perché c'è questo movimento, il Catholic Land Movement, una realtà che ha preso avvio 4 anni fa nel nord-est degli Stati Uniti, nella diocesi di Albany, stato di New York, e cioè praticamente innestare, tornare alla vita rurale, innestare in tutto ciò una vita cristiana fondata sull'ora et labora, oltre che godere di una dimensione comunitaria. Contatto quindi con la natura, lasciare la condizione di salariati e diventare imprenditori agricoli. Quindi dicevo, per chi volesse approfondire, poi a pagina 18 oggi di Avvenire, e qui si richiamano anche appunto alcuni pensatori del distributivismo inglese, figure di spicco del cattolicesimo inglese del Novecento come Chesterton o Hilaire Belloc, che insieme cercarono di elaborare soluzioni economiche, vedete qui è scritto, di tracciare sentieri praticabili per rispondere alle sollecitazioni dell'enciclica Rerum Novarum e 40° anno, insomma per sfuggire alla tenaglia tra capitalismo e socialismo, e quindi elaborarono questa proposta organica chiamata distributivismo. E andiamo sulla prima pagina de Repubblica per l'editoriale immancabile invece di Giannini. Prima scusatemi un attimo sulla prima pagina del Corriere della Sera, perché come vedete anche oggi è dedicato a questo colpo di Hezbollah, raid di Israele ha ucciso un leader storico, e l'America che commenta: noi non eravamo informati. E poi l'editoriale di Goffredo Buccini, le regioni e l'Europa lontano. Questa a pagina 42, ma è un editoriale contro l'autonomia. Di fatto qui si sostiene da parte di Buccini che in un'Europa che, secondo anche l'analisi di Draghi, sapete quanto si è parlato del suo report, un'Europa che dovrebbe essere con un debito comune, con una politica comunque estera sempre più forte, con anche delle politiche economiche sempre più centralizzate, e qui invece si contesta il perché, la necessità di una riforma che secondo Buccini smembrerebbe l'Italia. Verrebbe da commentare nulla di nuovo sotto il sole, insomma sono le solite critiche che si sentono a questa riforma dell'autonomia differenziata. E chiudiamo questa parte, vi dicevo, ecco qua, inquadrando la prima pagina di Repubblica di oggi, disastri, qui si vocifera subito obbligo di polizza, il titolone dedicato agli arresti di Chiara sul bimbo dissanguato, l'orrore in giardino, ma vi citavo appunto l'editoriale di Massimo Giannini sulla debole UE e il voto kafkiano, e qui lui ricita Milan Kundera, ma soprattutto ridisegna il suo solito quadro fosco sull'Italia, no? La chiama l'Italietta meloniana, e purtroppo stigma e paradigma di cosa? Di questa anche Unione Europea che a suo dire, no, è incapace di trovare una politica comune. E qui infatti lui scrive: invece ci ritroviamo a scantonare tra compromessi al ribasso e mediocre realpolitik, piccoli trasformismi e opposti sovranismi. E poi il titolone anche qua centrale: Meloni a New York, premiata da Musk, Atlantic Council in imbarazzo. E allora Matteo, scusami per l'attesa, vengo subito da te, perché abbiamo sentito, no, tanto questi temi sulla politica estera, ovviamente il voto, la risoluzione del Parlamento europeo per questo invio delle armi in Ucraina, ma dobbiamo commentare anche, viene da dire, la sparata di Kamala Harris sulla detenzione, no, delle armi. Io ho detto volevo rivolgere a te questa domanda, ricordando appunto ai nostri ascoltatori che tu tieni questa rubrica, te la ridò io, l'America, Esatto. sulle vicende americane. Allora, te l'immaginavi questa, anche sentendo la riflessione del nostro direttore Giovanni Sallusti, che insomma giustamente fa notare, guardate che Kamala Harris prima di essere una donna è un'americana, e per gli americani questo è un sacro diritto, no? Quello di poter difendere anche armati la propria casa, il Esatto, proprio esatto, domicilio. esatto. Loro citano spesso il secondo emendamento proprio per giustificare il possesso delle armi. In più fanno parte proprio della realtà quotidiana, cioè sono armi che magari vengono regalate, giorni di compleanno. Non è sempre così, perché è più una realtà descritta, diciamo, nelle distopie anti-americane. Però è difficile veramente che gli americani possano rinunciare in un futuro prossimo al possesso delle armi. Fa proprio parte dell'identità. Il secondo emendamento è quello che si parla addirittura
addirittura della guerra d'indipendenza, però rimane parte fondamentale della loro vita quotidiana. E Sì. sta cercando Kamala Harris probabilmente di non sembrare quella candidata di sinistra, 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 di quella sinistra, diciamo, solo liberale, solo democratica, che ha tanto penalizzato negli ultimi anni gli Stati Uniti, e non perché purtroppo ce li siamo ritrovati anche in Europa. Secondo me invece ovviamente sono più, diciamo, fumo negli occhi. Eh sì, fumo negli occhi, però sta di fatto che, no, ha spiazzato tanti Mh-mh-mh. commentatori italiani. Io vedo che ci avete mandato tanti messaggi anche a proposito di questo, per esempio Elel che ci ha scritto sotto la diretta Facebook: "Povera Harris, risus abundat in ore stultorum". Prima, no, abbiamo notato, rimarcato il fatto che lei anche nel duello televisivo con Trump, no, se la sia cavata, sia intervenuta spesso con queste risatine beffarde nei confronti di Trump. Sì. Credo, Matteo, che ormai a questo punto sia da escludere un terzo confronto, un terzo duello televisivo. Non ci sarà, vero? Ormai anche lo Allora s allora riguardo le risate sì, sarà una strategia di comunicazione studiata, mh. anche perché lei deve apparire come la persona contenta, anche perché, come dico anche sempre, è la vicepresidente, quindi se non è contenta lei della situazione. No, però è anche per far risaltare, diciamo, il contrasto soprattutto con un Trump più arrabbiato, quindi lei viene sempre raffigurata come una persona, felice, contenta, sorridente, come dicevi tu. Anche nei video che vengono magari mostrati di propaganda, sempre molto molto contenta. Mi dicevi? Scusami che Sì, non. no, dicevo, e poi il terzo confronto, il Terzo terzo duello televisivo confronto, a questo io punto. speravo lo facessero su Fox News, diciamo che è la rete televisiva più legata ai conservatori, ma sembra che non ci sarà. Quindi assolutamente no, escluso. E Assolutamente pensi no, non lo so, però probabilmente no. Io speravo di sì, perché dato che CNN è la rete televisiva legata, diciamo, sia ABC sia CNN sono più legate al centro-sinistra, avrei preferito, diciamo, un termine, un luogo di confronto un po' più legato, diciamo, ai repubblicani, che poi alla fine, per CNN non è cambiato niente, invece su ABC hanno cercato di alterare un po' il confronto, cercando di fare male, il controllo, diciamo, dei fatti, fact checking mh. in inglese, live, in diretta, però è molto complicato. Avrei preferito un atteggiamento alla CNN, dove lasciavano dire ai candidati quello che avevano in mente, per poi dopo semmai il dibattito fare il controllo, ma durante risulta poi più fazioso, secondo me. Esatto, questo, sì, me lo dicevi che intervenendo proprio sul momento orientavi anche un po' comunque lo show politico che si stava tenendo, ecco, lo stesso dibattito influenzato, ecco. Ma invece ritorniamo, diciamo, a parlare di politica interna, di politica italiana e soprattutto del caso del processo Open Arms, no, abbiamo letto per esempio l'articolo di Fabio Rubini oggi da Libero, in cui lui giustamente ironizzava, commentando questa richiesta di risarcimento da parte dell'ONG, da parte dei migranti. A questo punto ci manca soltanto che dopo la richiesta, no, di condanna a 6 anni di galera per Matteo Salvini, dopo questa richiesta di risarcimento con una cifra mostruosa di oltre 1 milione, si è ricordato anche che a costituirsi c'è anche il comune di Barcellona, diceva ci manca soltanto che chiedano magari il regalo della cittadinanza italiana e un reddito di cittadinanza, cioè veramente un'altra richiesta Esatto. assurda questo risarcimento. Soprattutto il fatto che sia costituito anche il comune di Barcellona. È come se adesso dovesse costituirsi un comune italiano per questioni di politica internazionale ora in Spagna. Assolutamente. Noi apriamo adesso le linee perché così se volete intervenire in questi, diciamo, quest'ultima parte, ultimi minuti del programma, e vedo che c'è arrivato però per esempio un altro messaggio da Anna che ci ha scritto: "Vanno aboliti sono tutti
quattrini mal spesi, buttati nel e vabbè, non leggo tutto. Insomma, Matteo, sembra proprio che questa riforma dell'autonomia differenziata, che comunque deve essere ancora riempita di contenuti, di dettagli, rischi possa incontrare, diciamo, delle difficoltà. Sappiamo, no, tra la raccolta referendaria, comunque tutte le polemiche che sono sorte, e anche il fatto che sia stata rinnegata da chi, no, in passato si era dichiarato favorevole. Pensiamo ai governatori del centrosinistra, a un De Luca, a un Bonaccini, beh, che adesso Bonaccini, come ha sostenuto qualcuno, è scappato in Europa, no, come europarlamentare. Però sembra proprio che rimanga ancora forte questa convinzione per cui il centralismo possa essere la soluzione ai tanti problemi italiani, quando in realtà poi, noi l'abbiamo sempre ripetuto, ricordato, è proprio in attuazione del principio di sussidiarietà, quando si permette, si consente all'ente di governo più vicino ai bisogni del cittadino di quel territorio, quindi all'ente territoriale più vicino si consente di poter operare e si conferiscono, no, poteri e competenze, e in quel modo si può garantire lo sviluppo del territorio. Ma sì, ma diciamo che è un principio che abbiamo sempre ripetuto. I governatori di centrosinistra ovviamente devono seguire la linea di partito e quindi si mostrano contrari in pubblico. È un principio che abbiamo sempre ripetuto perché molte volte abbiamo visto come il governo centrale non può stare dietro alle richieste magari della provincia, di una provincia singola, e per questo è giusto che la regione possa avere in gestione sia i fondi sia anche la forza politica dietro di sé per poter garantire determinati procedimenti. Assolutamente sì. Io volevo con voi leggere una parte dei tanti messaggi che ci sono arrivati anche via WhatsApp prima della chiusura, veramente al volo. Per esempio c'è Mario, ecco, ritornando al caso di Open Arms: "Buongiorno, quello che hai letto stamattina sui giornali per il processo Salvini fa accapponare la pelle, qualcosa di surreale, basta e finiamola qui." Veramente un mondo al contrario. O Ambrogio che ci scrive invece contro il signor Magnaschi, sempre pronto a schierarsi alla parte del regime di Kiev e quello dell'Europa, magnificare Tajani che sta strizzando l'occhio alla sinistra. E insomma, poi veramente ci sarebbero anche tanti altri messaggi, come quello per esempio delle inondazioni. Sulle inondazioni ci è stato fatto notare, guardate, che quello che è accaduto mostra anche, qui c'è scritto, vedete, la grave ignoranza a livello ingegneristico, geologico e fisico del personale incaricato per questi progetti. Persone sbagliate nei posti chiavi, questo è il nostro paese, ci scrive Gianluca, a proposito, no, dei lavori malfatti per arginare i vari torrenti, fiumi che sono esondati. Ma allora Andrea ci ha fatto cenno che abbiamo praticamente finito il nostro tempo a disposizione. A te, Matteo, la conclusione proprio su queste polemiche per le alluvioni, e cioè la sinistra proverà a riconoscere, visto che c'è stato anche un dibattito interno all'interno, no, dell'Emilia Romagna, le proprie responsabilità, o vedremo nei prossimi giorni, ormai a, diciamo, disastro finito, per fortuna non ci sono persone che sono, no, disperse, sono stati ritrovati tutti, inizierà subito il classico gioco di accuse verso il governo, lo Stato centrale, perché non avrebbe svolto il suo compito, i suoi compiti, quando sappiamo anche le responsabilità della regione. Beh, soprattutto per quanto riguarda un disastro del genere, serve un colpevole in questo caso. Odio i capri espiatori, però in questo caso noi ci auguriamo che venga veramente trovato il responsabile, anche perché queste tragedie possono essere evitate nel 2024 e non è giusto che un settore così importante come 2 anni fa venga ancora una volta danneggiato. Esattamente, proprio così. E speriamo che appunto non ci sia questa solita ricerca del capro espiatorio, perché poi veramente è semplicemente una sterile propaganda, e come abbiamo anche letto, chi ha subito queste tragedie è anche stufo, no, di sentire tutte queste polemiche. Grazie Matteo, grazie Andrea per la pazienza, grazie a tutti voi che ci avete scritto, ci avete ascoltato, e allora veramente buon sabato, buona continuazione, no, di programmazione qui su Radio Libertà, e anche buon fine settimana. Grazie ancora, ciao a tutti, ciao Matteo, ciao Andrea. Buon fine settimana.